Pochi mesi fa qui si festeggiava l'elezione di Giordani a nuovo sindaco di Padova, poi i lavori e ora l'apertura. Eccolo il sesto supermercato arrivato nel centro storico. Collocato presso Palazzo Sinigaglia in Piazza della Frutta, si aggiunge all'altra struttura di vendita della stessa catena presente in via Breda. C'è amarezza tra i commercianti locali che a causa dell'arrivo massiccio della grande distribuzione rischiano di chiudere. A farne le spese maggiormente sono le botteghe del Salone e le bancarelle delle piazze, che già notevolmente diminuite in numero ora potrebbero vedere un'ulteriore diminuzione degli introiti. Per la cronaca, molti i padovani che hanno visitato il nuovo punto di vendita, ma soprattutto molti i turisti che hanno usufruito del supermercato per spuntinare low cost. Svishamber Channel News, Padova.